facciamo sosta. Ovviamente qui siamo in Piancavallo e andremo a fare il CAI 971, 970 fino a Barcis, tutto via sterrata. Dunque, ora siamo arrivati al bivio, che qua ci porta verso Forcella di Gais, poi il sentiero che andremo a fare per raggiungere Barcis. Ma ora io voglio provare a vedere dove comincia il 971, cioè la parte che sale su da Pian delle More. In fondo al tornante si dovrebbe uscire dalla strada. Qui 971, eccolo. Lo vedo bruttino, pianino, ho già messo male il piede, ok. Qua risale. Oh, come mi scivola, scivola parecchio. Giù di qua? Sì, giù di qua. Mi scivola. Non è che è umido, ma veramente molto scivoloso. È un'altra strada allora. Comunque vedo là il segno del CAI e andiamo giù. Allora andiamo di qua. In teoria. Però mi sembra tanto strano. Ok. Ho le gambe stanche, ho fatto tutta la Venezia del Nevio. Ok, ci sono passato a pelo. Questo risale.
e devo stare attento dove vado perché non conosco la strada, è difficile vedere bene il sentiero, specialmente se non è molto battuto. Bisogna prendere confidenza. E qua ho sbagliato traiettoria, vabbè. Dai. Sbatto i cerchi qua e i pedali. Non rimango bene agganciato. È difficile sto sentiero, è tecnicamente impegnativo. E ho la bici che va dove vuole. Siamo giusti. Sono uscito dal sentiero, dovevo andare a destra, recuperiamo. È successo qualcosa al freno. Allora, poche parole. Purtroppo una delle molle, una di questi lamelle, si è girata ed è finita dentro il disco, per cui si è piegato tutto e praticamente si è bloccato il freno. Nel tentativo di raddrizzarlo si è anche rotto perché non era più possibile nemmeno raddrizzarlo. Ho fatto vari tentativi, non è stato possibile. È la prima volta che mi succede una cosa simile. E queste sono le pastiglie della Clarks, se non sbaglio. Poi sono nuove, messe su da un mese. Può darsi che sia entrato qualcosa, che si sia incastrato qualcosa all'interno della pastiglia, perché vedo che qua è anche rovinata. La metto nel senso così, in modo che la parte rotta non sia nel senso di rotazione, e speriamo di finire il viaggio. Finché gira in sta parte. Non avevo delle pastiglie di scorta dietro perché con questi freni qua della SRAM non ho mai avuto problemi, non era come Shimano che dovevo portare via l'intero impianto frenante di scorta. È la prima volta mi succede una cosa simile, per cui andremo avanti con la molla rotta sperando che vada tutto bene. Tra poco dovremo sbucare su una strada che mi pare di intravedere qua sotto, va su di 1 chilometro però finisce nel nulla. Adesso andrò a vedere dove porta, così copro tutto questo giro qua, questo settore, e dopo magari non ho più bisogno di doverci tornare. Pronti? Andiamo. Siamo attenti al freno. Qua. E infatti qua c'è una forestale. Fare scendere.
anche qua, però qua c'è un sentiero. Tocca tornare qui a esplorare il sentiero. Non vedo altri segni però, ma non oggi, perché se no non faccio più 971 970. Si può scendere anche per il canalone, guarda che bel freeride. Qua siamo di nuovo all'altezza del CAI 971. Eccoci sulla strada per Pian delle More. Là c'è la forestale che facciamo di solito. Vediamo qua cosa è scritto. Ah, qui è appunto Bivio 915 971 985 per Casera Montelonga, però noi la faremo di là.